Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, 17:21, edizione flash del nostro audio video giornale qui dalla sede di Pordenone per quanto riguarda friulitv.net. Apriamo subito con la cronaca per dire che 2 persone in avanzato stato di decomposizione, dunque i corpi sono stati trovati in un appartamento di via Giulia nel primo pomeriggio di oggi a Trieste. Sul posto sta operando ancora la polizia scientifica insieme alle squadre volanti della questura e la squadra mobile e il medico legale per accertare l'identità e le cause del decesso. A quanto si apprende, una delle 2 persone anziana di circa 80 anni, l'altra più giovane di 50. Praticamente potrebbe essere, secondo le ultime indiscrezioni che sono giunte dal capoluogo regionale, padre e figlio, e c'è da capire insomma le vere dinamiche del decesso di entrambi. Tutte le piste al momento sono aperte, ripetiamo, sul posto stanno operando ancora gli agenti della scientifica insieme anche al medico legale. Nei prossimi giorni comunque ci sarà già forse nella giornata di domani, tanto per essere chiari, ci sarà l'autopsia per chiarire esattamente le dinamiche. Adesso parliamo di importanti novità in regione in questa intervista con l'assessore Riccardi. Vicegovernatore Riccardi, siglato questa mattina l'accordo che permette l'ingresso del privato convenzionato nella campagna vaccinale. Cerchiamo di mettere insieme tutte le forze per raggiungere la garanzia dell'obiettivo di 10.000 vaccini al giorno. Quindi tutte le forze che sono disponibili hanno le competenze, sono abilitate a farlo, la Regione le coinvolge e abbiamo incontrato la disponibilità anche delle strutture private convenzionate che tutti sappiamo hanno infermieri e medici, si sono resi disponibili e questo ci aiuterà a poter essere pronti quando tutte le dosi saranno a nostra disposizione. Il nodo chiave rimane comunque quello della disponibilità delle dosi. Il nodo è questo, noi lavoriamo in questa programmazione con le dosi disponibili, con tutte le modifiche che nel tempo abbiamo visto anche sulla vicenda AstraZeneca, vediamo che questo vaccino nel corso della prossima settimana avrà una riduzione di circa il 50% sulla consegna delle dosi che fortunatamente potrebbe, qualora confermato, essere coperta quindi da parte delle consegne Pfizer. Quindi auspichiamo di avere sufficienti dosi per andare avanti in una programmazione ordinata e dare le risposte a questa domanda importante che sta arrivando da parte dei nostri cittadini. E adesso i numeri del Covid, per dire che sono state riscontrate 336 positività su un totale di 9.224 test eseguiti, 228 da 6.803 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 3,35%, 108 invece da 2.421 test rapidi antigenici pari al 4,46%. I decessi sono 24, a cui si aggiungono 5 morti pregresse. I ricoveri invece nelle terapie rimangono 77, mentre quelli nati ai reparti siamo a quota 529. I decessi 3.842, per quanto riguarda invece i totalmente guariti siamo a 81.048, i clinicamente guariti 4.548, le persone in isolamento 11.125. Dall'inizio della pandemia in regione sono risultate positive complessivamente 100.809 persone. In questo gruppo fanno parte anche 1.121 da fuori regione. Adesso ci spostiamo per la precisione a Monfalcone perché anche qui arrivano importanti novità per quanto riguarda lavori e sistemazioni di
lavori socialmente utili per quanto riguarda il territorio, per dire che è restituito il decoro lungo il fossato di Panzano, i ciclisti e i pedoni potranno passeggiare e beneficiare dell'ordine e della pulizia lungo la bretella che si estende da Via dei Bagni a Via Agraria. L'operazione di pulizia è stata effettuata in mattinata da Isontina Ambiente e coordinata dal vice sindaco Paolo Venni. Vogliamo focalizzare l'attenzione su tutta la città e curare bene anche la periferia, ha aggiunto il vice sindaco. Questo intervento conferma la nostra linea e l'attenzione per il decoro cittadino complessivo. E non ci sono altre notizie per quanto riguarda l'informazione che diamo qui, questa edizione flash del pomeriggio, 17:27 primi per chi ci guarda in diretta. Un saluto anche a coloro che seguiranno questa veloce edizione in replica o leggera differita. Grazie ancora per la visione e l'ascolto. L'informazione resta sulla nostra emittente attraverso il nostro sito oppure le nostre pagine social con aggiornamenti, news o video servizi. Grazie ancora per l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.